A distanza di 15 anni dall'ultima campagna di scavi effettuata dalla Sovrintendenza Archeologica per il Veneto nel sito di San Basilio, nel comune di Ariano nel Polesine, è iniziata in questi giorni una nuova stagione archeologica in questa località, divenuta a pieno titolo una delle aree più interessanti sotto il profilo archeologico del Polesine e del Parco del Delta del Po. Dopo le confortanti verifiche di superficie effettuate l'anno scorso, le università di Venezia e di Padova si alterneranno fino alla metà di ottobre in una nuova campagna di scavi che consentirà di approfondire la conoscenza di questo importante insediamento pre-romano, vitale già in età arcaica, che divenne poi in epoca successiva un'importante mansio romana lungo l'antica via Popiglia. Il progetto mira ad approfondire le conoscenze di questo antico insediamento sorto nel VI secolo a.C. come punto di approdo costiero che prelude alla fondazione di Adria e si pone a capo di rilevanti traffici adriatici con il mondo greco-etrusco. Tutto ciò è possibile innanzitutto grazie al progetto da Ariano nel Polesine agli Euganei, fra Etruschi e Veneti, che vede il sostegno della Fondazione Cariparo e capofila il comune di Ariano. A questo contributo si affianca anche il finanziamento nell'ambito del progetto europeo Italia-Croazia Value, che consentirà anche importanti interventi nell'area archeologica del complesso romano e paleocristiano di San Basilio ad Adria, con iniziative di ricerca archeologica nella città in collaborazione con l'amministrazione comunale e di valorizzazione presso il Museo archeologico. Buongiorno. Benvenuti a questa conferenza stampa e vi ringrazio per aver accolto l'invito a questo momento. Conferenza stampa questa organizzata per illustrare il progetto di scavi archeologici a San Basilio e le iniziative che saranno poi organizzate a seguito dell'avvio di questa nuova campagna di scavi. Scavi che vengono realizzati dopo 15 anni dall'ultima campagna effettuata dalla Sovrintendenza Archeologica per il Veneto. San Basilio, unico sito della provincia ad avere uno scavo aperto e visibile, entra ancora di più da oggi a far parte a pieno titolo di quelle aree tra le più interessanti sotto il profilo archeologico del Polesine e di tutto il Parco del Delta del Po. San Basilio è un piccolo borgo che unisce però storia a cultura, archeologia e alla straordinaria natura del Delta del Po. Gli scavi archeologici, quelli del complesso romano, quelli che ora sono avviati, il centro turistico dove siamo ospitati oggi, la chiesetta romanica, una delle più antiche e importanti anche per la storia della cristianità di questo sito, unite alle bellezze naturali di questo luogo che sono qui presenti, la Rotta di Martino, le dune fossili, la quercia secolare che è ancora nei nostri ricordi, nei nostri cuori, e gli attratti fluviali che qui sono presenti fanno di questo sito un luogo di grandi potenzialità e noi crediamo e vogliamo lanciare da oggi l'avvio proprio di un turismo archeologico in questo sito, aperto verso tutti gli utenti, un turismo archeologico aperto verso le istituzioni scolastiche, proprio per dare a questo sito il suo valore e la sua vera importanza. Ecco, noi amministratori locali abbiamo a cuore questo patrimonio e abbiamo anche un dovere di conservarlo, di valorizzarlo e di promuoverlo per trasmetterlo alle nostre nuove generazioni. Questo si può fare creando rete, cioè riuscendo a fare questo lavoro con altri enti e con anche le iniziative private e emergono e che ci sono in questo territorio da parte di persone che ci credono e lo amano. Questa campagna di scavi è un segnale positivo che va verso questa direzione e verso questi obiettivi, perché è stata possibile proprio grazie alle sinergie di più enti, in quanto fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione turistico-culturale. Insieme al Comune di Ariano del Polesine fanno parte infatti di questo progetto la Fondazione Cariparo, con il suo prezioso sostegno, oggi rappresentata dal dottor Giuseppe Toffoli, vicepresidente, il cofinanziamento del progetto Italia-Croazia Value, il Parco regionale del Veneto Delta del Po, qui oggi rappresentato da Marco Gottardi, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio,
provincia di Verona, Rovigo e Vicenza, che oggi è rappresentata dalla dottoressa Alberta Facchi e dalla dottoressa Maria Cristina Vallicelli. L'Università Venezia Ca' Foscari, rappresentata oggi dalla dottoressa Giovanna Gambacutta, e l'Università degli Studi di Padova, rappresentata dalla dottoressa Giovanna Pattinieri. Silvia, scusi, ho scritto Silvia, che ho detto Giovanna. Silvia, sì. Che ringrazio tutti sicuramente per il grande lavoro, il grande impegno e la collaborazione offerta in questo grande progetto.